Ondata di calore record a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a venerdì 14 agosto, che sarà il 13° giorno consecutivo con la massima allerta. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde regionale 800 593 235, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 20. Via libera di Regione Liguria all'attivazione del PRIS per il prolungamento della linea metropolitana di Genova nella tratta Canepari-Rivarolo. Con questa procedura si possono tutelare le attività economiche e i cittadini che vivono in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture strategiche, attraverso la ricollocazione o riconoscimento di un'indennità. Quasi 2 milioni per l'audiovisivo. Regione Liguria ha approvato 2 nuove misure dedicate al settore. Una da 1 milione di euro per attrarre produzioni nazionali e internazionali, l'altra da 750.000 euro in favore delle produzioni locali. Le opportunità saranno accessibili dal 22 settembre al 2 ottobre sul portale Bandi Online di FIS. Continuano i lavori di rigenerazione urbana a Murialdo nel Savonese. Qui sono stati finanziati interventi per 544.000 euro, tra cui la riqualificazione di Piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.